Serata movimentata per le forze dell'ordine, quella appena trascorsa nelle località balneari di Caorle e Bibione. A Caorle ben due arrestati, un 47enne della zona incappato in un controllo stradale e trovato in possesso di 100 grammi di eroina che verosimilmente sarebbero stati smerciati nel fine settimana e finito ai domiciliari. In camera di sicurezza della stazione di Caorle invece un bulgaro di 22 anni che dopo aver rubato una borsa con 2 cellulari e denaro ad una turista rumena ha aggredito i carabinieri che erano riusciti a fermarlo poco dopo il furto. A Bibione poi le forze dell'ordine, chiamate da alcuni esercenti del centro, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino del Mali di 27 anni che in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcolici disturbava i passanti. Alla vista dei militari l'uomo è andato in escandescenze aggredendo la pattuglia che cercava di calmarlo e è stato immobilizzato e tratto in arresto.